cioè un minuto va dallo 00 al 59 secondi, ok? È facile, che nel nostro minuto. Io mi prendevo 10 secondi per prendere. In quel periodo, per far sì che i motori potessero offrire maggiori potenze, era il profumo delle vetture da corsa. Quando scattavano la partenza, insieme alle ruote stridevano quasi anche le nostre narici e i cuori di noi ragazzi sognavano, inseguendo quell'odore, fermi ai lati di Viale Monastir a Cagliari, dove partiva la Cagliari-Sassari-Cagliari. Era il 1951. Fino al 56, per 6 edizioni consecutive, il mio posto fu lì, in un mondo automobilistico che mi appariva surreale, immenso. Le vetture in gara sfilavano tra la folla e ne partiva una e fronte all'altra. Maserati, Ferrari e Jaguar. Le vetture, i piloti si sfioravano, era un tutt'uno, macchine, gente, organizzatori, e quell'odore acre, pungente. Non potrò mai dimenticare quei momenti, miei e di tanti cagliaritani. Una giornata di collettiva follia motoristica, la folla immensa che aspettava le macchine da corso sul percorso. Dopo 40 anni abbiamo ritrovato l'incantesimo vincente, una formula fatta di passione e sentimenti che è quella che vi deve animare, e la Cagliari-Sassari-Cagliari è rinata. Tutto cambia e si modifica, ma è bello sognare. Buona fortuna, ragazzi. Pensate, nel momento della partenza, quando la bandiera vi farà scattare in avanti, ebbene, in quel momento avrete già vinto.
Un'ultima cosa, vi chiedo e poi sto zitto, un applauso non soltanto per queste due bellissime nostre concorrenti, ma per tutte le nostre bellissime donne di questa sala.
day we'll fly away stressed. 'Cause people are strange and you can never second guess. In order to love, child, we got to be strong. Questo premio è a nome del club Hermitage Veteran Engine e del GEL. GEL sta per Gruppo Edilisti Liberi e infatti mi guardo bene dal consegnare una targa. Grazie. Ex voto, no? Questi sono gli ex voto, per cui io per l'Italia personalizzata proprio a Nello Alfano. Nello, grazie dell'ospitalità. Allora io ringrazio Nello Alfano e mi unisco anche a quello che diceva Fittipaldi, al piacere di essere venuti qui in Sardegna. Noi eravamo già venuti in un'altra occasione e siamo ritornati volentieri veramente a partecipare a manifestazioni organizzate da te. Io ti porto un ex voto anch'io di questa targa ricordo del nostro club. Io purtroppo non posso dire come Barletta appunto che non appartengo a quel club gruppo etilico latino, appunto, quindi io devo portare delle targhe, non ho altra soluzione. Questi assoluti 134 Ambo Melis e la consegna all'altro commissario Presi. I secondi assoluti sono Belfiori Pizzolu su Jaguar K150. La consegna sempre il dottor Carlini, che è molto bello. Proclamiamo vincitori della 7ª edizione della Cagliari-Sassari-Cagliari Storica. Onori ai vincitori. Una volta si metteva l'alloro, la corona di alloro, ma è immaginaria, ma c'è. Ma comunque un grandissimo applauso, un grandissimo veramente applauso agli vincitori di questa 7ª edizione, Gambetta Pulina. La coppa consegna Maurizio Speziale a questa e poi anche questa splendida bottiglia di vino pregiato da parte e offerta da mister Igme della Serenissima Autostorica. Un attimo signori, concludiamo la cerimonia di premiazioni con l'auspicio